Diciamo che nel mondo del calcio non è giusto, diciamo, crearsi degli alibi. Sapevamo che era una partita difficile e che era comunque un campo difficile, nonostante dico, noi siamo abituati a giocare in sintetico, ma questo non deve essere un alibi. Bravi loro, che ci hanno creduto fino alla fine, un po' meno noi, perché comunque siamo partiti forte come avevi detto, non siamo riusciti a sbloccare il risultato sin da subito, quindi bisogna essere ancora più cattivi quando siamo sotto porta. Poi siamo stati bravi nel secondo tempo ad andare in vantaggio e siamo stati poco gelosi del risultato, non siamo riusciti comunque a difenderlo nel migliore dei modi. Poi ti capita l'occasione per chiudere la partita, per fare il 2-0 e il mondo del calcio ti insegna che se non chiudi la partita e becchi gol, la riapri ovviamente. Quindi bravi loro che ci hanno creduto fino alla fine, ma adesso ci rimbocchiamo le maniche perché boccone amaro lo ingoiamo con molta serenità e tranquillità. Non vediamo l'ora già che sia martedì per cominciare a lavorare e per affrontare la prossima partita. Noi siamo una squadra secondo me importante, poco importa chi va in campo e chi meno. Siamo un gruppo importante, è stato costruito per raggiungere degli obiettivi e a prescindere da chi gioca l'obiettivo si deve raggiungere, quindi questo potrebbe essere anche un altro alibi che non valutiamo completamente.